È stato difficile perché sono stato 4 giorni a Venezia, però sul set era impossibile, anche quando si spostava era circondato da bodyguard, da guardie del corpo ed era difficile anche perché era molto stanco, molto provato, insomma c'ha 87 anni ed è ancora così attivo e stava lavorando. Nonostante tutto, alla fine la costanza di Riccardo Scalise in arte Mr. Selfie è stata ripagata e ancora una volta il giovane veneziano che rincorre i VIP per scattarsi una foto insieme a loro, da tempi antecedenti l'ormai radicato selfie, è riuscito a far cedere anche il riservatissimo Clint Eastwood nei giorni scorsi a Venezia per girare alcune scene del suo prossimo film. Sono andato in aeroporto perché mi avevano detto che probabilmente andava via ieri e quindi sono stato premiato perché ho avuto la fortuna che effettivamente è andato via verso le 2:20 e quindi ho avuto questa fortuna qui e gliel'ho chiesta, non poteva dirmi di no, solo io. Un'impresa non facile per Scalise che ha inseguito il regista in ogni sua tappa. Io gli avevo chiesto posso fare una foto con te? E lui ogni volta mi diceva no thanks, no thanks e stavolta mi ha detto di sì. Solo sì? Sì thanks. E così Mr. Selfie aggiunge un altro tassello alla sua galleria con le celebrità, in attesa di scovarne altre tra pochissimi giorni. Al Gran Premio di Formula 1. E chi speri di incontrare per farti uno dei tuoi selfie? A Raikkonen però sarà ancora più difficile perché lui solitamente queste cose non le fa.